Buongiorno a tutti ragazzi, anche la neve è arrivata a Napoli. Pensate un po' come sono crollate le temperature, ragazzi, che ieri addirittura è arrivata la prima neve a Napoli, anche se cosa è un po' insolita, anche perché da noi, parliamoci chiaro, ragazzi, è difficile che fa la neve. Quindi la protezione civile ha emanato un'allerta meteo fino a stamattina. Quindi diciamo che si sono avute già le prime macchine, da come vedo dalle foto di Napoli, alberi e auto, diciamo, ben coperti da neve. Non dico proprio esagerato, però sono state ricoperte dalla neve, quindi grandine e neve nella zona collinare di Napoli. Quindi prosegue questa ondata di maltempo, ragazzi, e oggi è allerta giallo, cioè bollino giallo. Diciamo che ieri si è abbattuto proprio un forte temporale su Napoli dalle 10 in poi, con forti rovesci nella zona nord e addirittura la neve nella zona ospedaliera della città, che ha imbiancato, ragazzi, i camaldoli tra Monaldi e il Cotugno. Quindi diciamo che la prima neve su Napoli, secondo me, arriverà prima o poi pure qui a Salerno, a Caserta. In Sicilia la vedo un po' più dura perché è più lontano, però già che a Napoli ieri ha fatto un po' di neve, già fa pensare che prima o poi la potrebbe fare anche qui a Salerno. Parliamo di città che stanno sul mare, ragazzi, quindi diciamo è difficile che fa la neve, quindi però intanto l'ha fatta, quindi come sempre il meteo è tutto, come dico io, pazzesco, quindi non lo so, i cambiamenti climatici oramai sono all'ordine del giorno, anche lo dicono diciamo, a parte i giornali, perché dicono i cambiamenti climatici impongono un cambio di registro, diciamo, occorre tenere sicurezza e adattarsi, anche perché immaginiamo che qui a sud, ragazzi, le ruote per la neve, ma chi ce le ha? Cioè noi non abbiamo mai messo le ruote alle auto, quelle diciamo adatte per la neve, quindi quello stavano dicendo sui giornali, che dobbiamo adeguarci purtroppo a questi cambiamenti climatici che purtroppo stanno avvenendo alla fine. Anche qui a Salerno l'altro giorno non l'ho fatto il video, ragazzi. Addirittura il mare era talmente agitato che ha mosso uno scoglio intero, cioè uno scoglio, ragazzi, di quelli là giganti, quelli, sapete, quei quadratoni grossi grossi. Il maltempo l'ha spostato, ragazzi. Cioè, a Salerno sulla lungomare ci sta una barriera proprio di scogli giganti che diciamo, serve per far infrangere il mare là vicino e quindi non farlo arrivare sulla lungomare. Talmente che era forte, ragazzi, che l'ha spostato. Pensate un po', una persona è stata risucchiata dall'acqua perché, come al solito, come dico sempre nei miei video quando faccio queste cose qui, diciamo sul meteo, di non andare mai vicino al mare. Questo che cosa ha fatto? È andato proprio con la barca, stava sul molo, la corrente se l'ha portato via, fortunatamente è stato salvato, diciamo, dalla marina locale, ma se no aveva fatto, come si dice, la fine del topo. Quindi fortunatamente è stato salvato, quindi dalla guardia costiera di Salerno. Quindi come vedete lui stava così bello fermo vicino alla barca, diciamo sul molo, è arrivato in onda e se l'ha portata. Fortunatamente la guardia costiera ce l'ha fatta in tempo a prenderlo, perché pure ne ho visto un video che stava a Salerno e tutti i ragazzi a guardare il mare in tempesta che saliva sopra. Però come avete visto non ci vuole nulla e ti porta via. Questo stava a piedi, figurati se stava in auto, non lo trovavo e quando lo trovavano più. Quindi perciò quando dico i video di maltempo dico non andate con l'auto sul molo, perché un'ondata vi risucchia a mare e addio. E come uscite dall'auto, ragazzi, col mare in tempesta? Cioè
quando l'auto scende sott'acqua, ragazzi, la forte pressione non vi fa aprire le porte, non vi fa abbassare i vetri elettrici, la maggior parte poi ricordatevi che sono elettrici, quindi non funzionerebbero. Cioè, forse era meglio quando stava la manovella, perlomeno si abbassava. Ma adesso tutte le auto sono tutte elettriche, quindi non funziona. E quindi farete proprio la cosa, diciamo, dei sorci. Quindi evitate quando è il maltempo, ci sono le mareggiate, proprio di andare vicino a questi luoghi. Questo Salernitano gli è andata bene, questo è stato. Cioè, col maltempo esagerato, tu vai vicino al molo dove stanno le imbarcazioni, dai. Capisco che pure a me piace vedere il mare agitato, però qualche volta ci sono andato, sì, però non quanto fa paura proprio. Cioè, l'ultima volta ho fatto pure io un video che il mare era agitato, però era normale, non era proprio che saliva sulla lungomare. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata. Quindi arriva la prima neve a Napoli, ragazzi, strano ma vero, nemmeno io ci credevo. Poi sono andato su 3-4 siti ed è vero. Ci sono le fotografie degli alberi innevati, le auto belle ripiene di neve, ma c'è stato, quindi questo è avvenuto però ieri, ragazzi. E oggi ci sta l'allerta gialla, quindi bollino giallo fino al pomeriggio. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo come sempre dopo.